Rieccoci in diretta con la cronaca. Villorba è una comunità sotto shock, Spresiano, scusate, è una comunità sotto shock dopo la morte di una neonata di appena 17 giorni. Una morte improvvisa, senza un perché, senza un preavviso. La piccola aveva 17 giorni, l'amore di mamma e papà, una felicità immensa quando è nata, così come immenso è il dolore oggi. Sindrome della morte in culla, questa è la causa che ha strappato la piccola ai genitori. Una tragedia infinita che non ha nessuna spiegazione, eppure accade senza un perché, senza una patologia. Lunedì scorso i genitori si sono accorti che qualcosa non andava, la piccola non rispondeva come sempre. Così sono stati allertati subito i soccorsi. Sul posto medici infermieri del SUEM 118 che hanno trasportato con l'elicottero la piccola in ospedale, ma gli sforzi dei sanitari si sono infranti contro l'imponderabile, contro una crudele realtà. La piccolina, qualche ora dopo, è volata in cielo lasciandosi dietro un vuoto immenso. La data dei funerali sono stati fissati per lunedì 3 maggio alle 15 nella chiesa di Spresiano. Un incendio nella notte ha distrutto 3 auto parcheggiate ferme nel parcheggio di un'abitazione privata a Villorba, tutte di proprietà del nucleo familiare residente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri per accertare le cause del rogo. Al momento gli inquirenti non escludono la pista dolosa, quindi sono in corso accertamenti da parte dei pompieri e dei militari dell'Arma. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e nessuno è rimasto ferito nemmeno nell'incendio che questo pomeriggio intorno alle 15:30 a Treviso ha interessato un tavolo che si trovava sul terrazzo di un'abitazione in via Acquette. Le 3 persone che si trovavano in casa in quel momento hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Treviso. L'incendio sarebbe partito forse da un mozzicone di sigaretta rimasto acceso. Reddito di cittadinanza, operazione dei carabinieri di Treviso insieme all'INPS provinciale, scovati i furbetti in vari comuni del Trevigiano. 3 mesi di indagini, di accertamenti e controlli incrociati. L'operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Treviso in collaborazione con la direzione provinciale dell'INPS ha portato alla scoperta di numerosi furbetti del reddito di cittadinanza. Persone che avevano omesso di dichiarare di aver trovato un lavoro o nuclei familiari che non avevano assolutamente diritto al beneficio. In particolare le indagini hanno verificato che in alcuni nuclei familiari vi erano dei soggetti che non avevano i requisiti per poter accedere al beneficio, e cioè la sottoposizione a misure restrittive personali o condanne definitive. Nel 2020 in totale sono 293 le persone che hanno incassato l'assegno mensile senza averne diritto, per un totale di 870.000 euro che ora l'INPS chiederà indietro. Una parte di queste sono state scoperte grazie all'aiuto dei carabinieri. Questa virtuosa e sinergica collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e INPS sta a testimoniare il valore del principio di legalità sul territorio. Le istituzioni infatti sono vicine ai cittadini onesti, ossia a coloro che hanno i requisiti previsti dalla legge per usufruire e beneficiare di prestazioni a sostegno del reddito. In particolare a Vedelago l'operazione dei carabinieri ha permesso di rilevare 11 dichiarazioni ISEE mendaci segnalate in procedura ISEE-INPS, 9 prestazioni di reddito di cittadinanza revocate e un'ulteriore revoca di competenza di altra provincia della regione per un importo totale revocato da recuperare coattivamente pari a quasi 60.000 euro. Verifiche incrociate a Nervesa della Battaglia, dove è stato scoperto un cittadino che aveva omesso di dichiarare la rioccupazione di un componente del nucleo familiare, percependo così indebitamente la somma di quasi 10.000 euro. A Pederoba infine le verifiche in merito alla composizione dei nuclei familiari e alle dichiarazioni relative all'ISEE hanno portato alla revoca di 9 prestazioni di reddito di cittadinanza per un totale da recuperare di quasi 50.000 euro. Economia e territorio, con le attese per il ritorno dei turisti nella Marca, i primi segnali positivi arrivano dalla Perla di Asolo. Era lo straniero, però qualcosina sì, si vede anche qualche straniero, austriaco mi sembra, sì, questi giorni ho avuto degli austriaci. Segnali di ripresa per il turismo nella Marca, e il riferimento non può che essere Asolo e Villa Cipriani, hotel preferito da turisti esteri e in particolare inglesi. Rivederlo aperto ha portato una ventata di ottimismo in tutte le altre attività cittadine che qui non si sono lasciate andare allo sconforto.
Li apriranno tutti, per cui le sensazioni sono proprio di un'apertura totale ad Asolo. Città che punta all'offerta culturale per attrarre anche i turisti della porta accanto, accelerando sull'innovazione tecnologica applicata a luoghi, palazzi e musei. Ci sono 2 app molto interessanti che si aprono non solo a quelle che sono le nuove generazioni, ma sono facilmente fruibili da tutti, da tutte le età. Meno cartelli tra le sale museali e più telefonini intelligenti. Abbiamo pensato di aumentare ancora la tecnologizzazione del museo facendo appunto un percorso guidato ma che è anche un gioco con la realtà aumentata. E chi pensa che sia roba solo da giovani, la direttrice risponde: Ormai mia madre, 80enne, è in grado di fare qualsiasi cosa in internet, fa tutte le sue ricerche, i QR code non sono assolutamente difficili da utilizzare e la realtà aumentata l'ha trovata molto simpatica. Ottimismo quindi sul futuro economico e turistico, anche in vista della Pedemontana. Penso a Carinati, Riese anziché al Tivoli, ma la stessa Montebelluna o Casoni di Mussolente sono delle porte di accesso sulle terre di Asolo del Monte Grappa assolutamente fondamentali. Il sindaco di Breda questa mattina ha consegnato l'onorificenza Gente della Piave a Sonia Foresto, impegnata nel sociale, e a Teresa Cattarina, che con i suoi 107 anni è una delle persone più longeve della Marca trevigiana. Sonia Foresto e Teresa Cattarin sono le 2 cittadine di Breda di Piave che hanno ricevuto dalle mani del sindaco Moreno Rossetto l'onorificenza Genti della Piave, che dal 2015 viene conferito a chi ha dato il proprio contributo in forme diverse alla comunità di Breda. La cerimonia si è svolta nella sala consigliare di Villa Olivi. Il nome del riconoscimento fa riferimento alle caratteristiche della gente di questi territori, caparbie, che nutrono un sincero rispetto e un profondo amore per le terre della Piave. Caratteristiche che accomunano le 2 donne premiate. Sonia Foresto, da sempre impegnata nel sociale. Da sempre sensibile alle tematiche sociali, si adopera sviluppando iniziative di promozione e cura delle persone. E Teresa Cattarina, classe 1914, con i suoi 107 anni è una delle persone più longeve della Marca, intrepida di fronte alle vicissitudini, sempre disponibile nei confronti della sua gente. Laboriosa, energica, generosa, attaccata alla tradizione, alla famiglia e alla comunità. Sempre con un sorriso. Sono onorato, ha detto il sindaco Rossetto, di consegnare la medaglia d'oro a 2 donne che si sono distinte all'interno della comunità. Saranno aggiunte all'albo d'oro di chi nel corso degli anni ha ottenuto il riconoscimento. Teresa e Sonia, con la loro storia di vita e di impegno a servizio del territorio e della sua gente, sono diventate punti di riferimento per tutta Breda. Prima di salutarci vi ricordiamo la grande vittoria conquistata a Verona dall'Imoco Volley nella finalissima di Champions League contro il Vakif Bank Istanbul, vittoria 3-2 al tie break, il soffertissimo punto arrivato che porta sul tetto dell'Europa anche Conegliano dopo la vittoria in Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto. Le Pantere di Conegliano non smettono di far gioire i propri tifosi. Con questa notizia chiudiamo questa edizione dei nostri telegiornali, vi lascio come sempre previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Trebaseleghe. Bentrovati al meteo. Il fronte perturbato giunto nelle scorse ore causerà qualche disturbo anche nella giornata di domenica 2 maggio. Clima mite, ma qualche pioggia. Vediamo dunque insieme il dettaglio. Sul Veneto contesto decisamente variabile, vedete la giornata sarà caratterizzata da un'alternanza di annuvolamenti e schiarite, al mattino precipitazioni diffuse, in seguito fenomeni in diradamento, dal pomeriggio nuovo aumento della probabilità di rovesci un po' su tutta la nostra regione, insomma tempo molto incerto. Temperature stazionarie minime tra 8 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 15 e i 22 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove inizialmente avremo parentesi asciutte e soleggiate, a seguire anche in questo caso temporali dappertutto, anche forti e con rischio di locali nubifragi. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime sui 18-19 gradi.
Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui qualche pioggia intervallata da momenti più asciutti, ma scenario decisamente instabile. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime infine sui 21 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe.